T'ha già fatto calamari tutto. Calamari arrostiti. Fresco, bellissimo, ho cavato. A che mangi? Favorito? Che avevo consolato. Zia Teresa, buongiorno. Salvatore. Fate vedere. Ecco Calamari, giusto? A già fare bello calamari arrostito. Calamari arrostiti. Perché nel periodo estivo che sta roba a casa si mangia. Adesso li state sciacquando. Eh sì. Arrostito, bello, un po' di prezzemolo, olio. Quindi, E qua ho visto la rissa. Abbiamo messo la ghisa per riscaldare. Sì, se Facciamo riscaldare un po'. Zia Teresa, a parere mio, buonissimo calamari. Sì. Arrostito poi va gambazzì. Me l'avete fatto pure a me, me l'avete fatto pure a me. La già crescere. Ma io non sapevo perché veniva qua. Non so se me l'avete Ma io fatto. faccio sempre qualcosa in più. Ah, che bene. so che se qualcuno viene. Che all'improvviso mi presento io. O e viene dico- mio nipote, o viene mio figlio, o viene mia figlia, o viene tu. Oppure all'improvviso mi presento io, zia Teresa, buongiorno. E ti faccio mangiare. Non vuoi? Sai una professoressa, a casa di Fubriel non manca mai un dozzo di pane. A pezzo si è fatto bello da casa. La ghisa si è riscaldata e E ti faccio calamari. calamari arrostito. Zia Teresa, specifichiamo questo calamari freschi, Sempre freschi. No, surgelati. No. Eccoli qua. Ti ho fatto due. Ce la faccio? Una a me e una a voi. Ok. Chi si può potete mangiare perché lui starà a dieta calamari. Si può arrostiti. mangiare perché poi è pure arrostito. Mettiamo che si fa un calamai. Io ti faccio il condimento che metto dentro. Prezzemolo. Prezzemolo a pezzettini, tagliuzzato. Sì, proprio piccolino piccolino. Tagliate il prezzemolo fino fino. Ecco qua. Ma mettiamo l'aglio. Però Aglio. l'aglio lo schiaccio, guarda. Andiamo a schiacciare l'aglio. Ecco qua. Ecco qua. Ecco forza che te li zia. Eh sì, ci fai cacciare forza. Adesso. Un poco di peperoncino. Sai? Giusto un po'. Un poco. Per lo sapore, Sì, ecco qua. Un poco di peperoncino, poi Un po' di sale. sale, pizzico di sale. Olio extravergine sempre. A quantità questo, giusto? Sì. Davano su come il condimento. Vediamo. E ci metto un po' di limone. Anche un po' di limone. Eh sì. Troppo pesce che va? Un limone. Un limone. Ecco qua. Opla. E poi facciamo una bella cremina. Vedete, ma che state sbattendo l'uovo? E se non si bagno. E questo è un po' troppo calamai. Giriamo i nostri calamari. Chi se andavano i morbidi, zia Teresa? Sì, sì. Eccoli qua. Prego, ora pronto. Piano piano. Piano piano si fa. Bello calamari, zia Teresa. È bella fritta, è bella arrostata, È belletta manetta. manetta. Guarda che i bambini non piacciono assai che fritte, gli dai la luce, dice gli dai la luce. e i bambini? Quando ci può pesce fritto, quando gli dai la luce, dai la luce. Zia Teresa, calamari arrostiti Ok. cotti. Vediamo. Sì. Eccoli qua. Lo vedo troppo... Bella, ruscata, brustoliti. Ecco qua. E adesso andiamo a completarli. Ecco qua, il nostro condimento. Guarda che bello sto condimento, guarda. Adesso diamo un bel pezzettino da vicino. E questo. E andiamo ti all'assaggio. faccio mangiare a te, visto che è bene. Però assaggiate voi. Ok. Ecco qua, Ecco. facciamolo vedere. Sempre Che lo belli, fa, che andiamo. belli. T'ha già fatto calamari tutto. Calamari arrostiti. Fresco, bellissimo, ho cavato. A che mangi? Favorito? Che avevo consolato.